Amici di Fanner, una buona domenica dal campo sportivo Anzio Mancini, dove scendono in campo Real Calcio Euro e W3 Roma Team nel match valido per l'11ª giornata del girone D del campionato di seconda categoria. Entrambe le squadre alla ricerca di punti importanti per la loro classifica, i padroni di casa per allontanarsi dalle zone basse, gli ospiti per continuare il testa a testa col Time Sport Roma Gabbatella e rimanere in testa al girone. L'arbitro fischiato in questo momento, i giocatori che si salutano in mezzo al centro del campo. Sarà una sfida dura su un campo difficile, padroni di casa che vengono da una brutta sconfitta col Tevere Roma per 6-1 per gli ospiti. L'ultimo match è stato invece un successo per 5-2 contro la Polisportiva Castello, penultima del girone. Saranno i padroni di casa in maglia nera ad attaccare da sinistra a destra dei vostri schermi in questa prima frazione di gioco. Giocheranno il primo pallone del match. Gli ospiti in maglia bianca, schierati da destra a sinistra. È tutto pronto. L'arbitro si prende ancora qualche secondo. Si consulta con i giocatori in campo. C'è forse padroni di casa schierati con Peglia, Terenzi, Caputo, Di Geronimo, Mancini, Urbano, Fravolini, De Carolis, Epifani, Del Sole e Sfratato. Ospiti che invece sono in campo con Gerardi in porta, Pisa, Ventrella, Giovannetti, Cervelli e De Paulis, Pinto, Ciorciolini, Manelli, Sigillino e Armaroli. Si parte in questo momento. Primo pallone, come già detto, giocato dai padroni di casa, che controllano senza lanciare. Arriva ora in questo momento un lancio ad allontanare sulla pressione avversaria da parte del numero 6 Urbano. Giocato male dunque questo primo pallone. Rimessa laterale in favore degli ospiti in maglia bianca, battuta in questo momento da Pisa in verticale. Il pallone arriva nei pressi del numero 8, il quale combatte in mezzo a degli avversari ma finisce per perderlo. Verticalizzazione in favore del numero 9 Epifani, il quale controlla spalla alla porta bene, riesce a servire un compagno che poi mette in movimento l'ala sinistra, che alza un pallone sul quale non riesce ad arrivare però la seconda punta. Ora un po' di confusione in mezzo al campo, se la cavano gli ospiti che escono palla al piede sulla destra con Pisa atterrato da un avversario tutto regolare. È stato suo tra l'altro anche l'ultimo tocco. Si ripartirà con una rimessa con le mani, della quale si incarica il numero 3 Caputo. Per i padroni di casa un 4-3-3 con il numero 9 Epifani a fare da terminale offensivo. Gli ospiti hanno Manelli, il loro bomber, davanti a cercare di finalizzare i palloni che arriveranno nell'area avversaria, appoggiato da due esterni e il numero 10 Sigillino che si muove alle sue spalle. Perso male questo pallone ora dalla difesa di casa, giunge proprio sui piedi di Manelli che prova a girarsi e il portiere in qualche modo se la cava riuscendo a mettere in corner. Sarà il primo corner del match in favore della squadra
ospite, non impeccabile il disimpegno da parte della difesa della Roma Calcio Eur. Calcio d'angolo da destra, battuto sul primo palo, c'è il colpo di testa proprio di Manelli che va vicinissimo al gol, prima occasione del match sulla testa di Manelli. Pallone è poco lontano dal palo per una questione di centimetri. Il bomber non ha trovato l'incornata vincente. W3 Roma Team che fa subito capire ai padroni di casa che non sarà facile uscire oggi con dei punti dal campo. Pallone ora sulla sinistra dove c'è Ventrella che torna centralmente da De Paolis, poi Cervelli, il capitano. Giro palla sicuro, non hanno fretta nel velocizzare la manovra. I giocatori in maglia bianca, arriva ora la verticalizzazione intercettata però bene da un avversario, non riescono a tenere il possesso però i ragazzi della Roma Calcio Euro, e allora può ricominciare da dietro W3 Roma Team col pallone ancora tra i piedi del capitano Cervelli. Prova a lanciare sulla destra, la difesa di casa non riesce però ad uscire bene. Attenzione al pallone sulla sinistra dove il numero 11 prova a coprire e girarsi. Arriva alla chiusura da parte di un avversario, rimessa con le mani, battuta corta sui piedi di Sigillino, il quale scarica per un compagno. Ancora dietro 10 uomini, 9 uomini a difendere la porta del portiere. Pallone lungo che termina comodamente tra le braccia di Peglia. Va al rinvio con le mani. Sigillino riesce ad avere la meglio su un avversario. Provano a spingersi ancora nella metà campo avversaria gli ospiti. Pallone sulla sinistra per il terzino che scarica su Sigillino. Lo stop non è facilitato sicuramente dal terreno di gioco, ma se la cava il numero 10 che poi mette in movimento un compagno. Verticalizzazione in favore del numero 8 che cerca un taglio sulla destra. L'esterno alto si muove con leggero ritardo e non riesce ad arrivare sulla sfera. Buona iniziativa comunque. Pallone sul fondo, potrà riprendere con i piedi il numero 1 della squadra di casa. Che va al rinvio lungo in questo istante, pallone sulla sinistra, non lo tocca nessuna maglia ospite secondo l'arbitro che concede una rimessa laterale che Pisa si appresta a battere. Il pallone ancora a cercare Manelli, anticipato bene qui, termina ancora oltre la linea laterale del campo. Fallo, scontro tra numeri 8 in mezzo al campo. De Carolis ha commesso un fallo sull'avversario Circiolini. Sarà rimessa sarà calcio di punizione per la W3 Roma Team dall'out di destra. Potranno andare sicuramente a cercare un colpo di testa al centro. Anche i due difensori centrali sono andati a saltare al centro dell'area di rigore. Arriva il traversone di Pinto in questo momento sul primo palo con i pugni. Se la cava l'estremo difensore che poi mette in movimento un compagno, chiaramente involontariamente. C'è il tentativo di contropiede, era ben posizionata però la difesa ospite e c'è stata la puntuale copertura. Recuperato ancora il pallone da parte dei giocatori in maglia bianca che hanno
sicuramente è iniziato meglio il match quando sono 10 minuti trascorsi. Prova a salire, palla al piede sulla sinistra il numero 3 Ventrella, che poi va a servire centralmente Sigillino, che apre a destra dove arriva Pisa. Terzino prova a imporgli di giungere su questo pallone. Pisa ci prova in modo non regolare, commette un fallo proprio nei pressi della bandierina. Sarà calcio di punizione per la squadra di casa, che ricordiamo ha solo 10 punti in classifica, 3 vittorie e un pareggio, i risultati positivi fin qui ottenuti. Attenzione a Manelli che va a recuperare questo pallone sul calcio di punizione, battuto malissimo, se la cava poi la difesa di casa con Mancini che recupera il pallone. Giocato centralmente, ancora un po' di confusione nella fase di impostazione, finisce in fallo laterale, in difficoltà, evidente difficoltà la squadra di casa in questo momento della gara. Pallone sulla destra per Pinto, prova ad andare via Pinto, serie di rimpalli che favorisce il numero 6 che prova ad allontanare. Arriva in questo momento un lancio lungo in favore di Epifani, non riesce ad arrivare sul pallone prima del suo avversario. Ancora il capitano della squadra di casa mette in movimento un suo compagno, il quale verticalizza nella terra di nessuno. Può ripartire con le mani Gerardi. Sembra avere poche idee la squadra di casa, di cui stavamo ricordando le difficoltà anche in classifica. 3 vittorie e un pareggio in 10 partite. Mettono un fallo qui commesso dal numero 7 Fravolini. Ospiti che invece sono a quota 22 punti, a pari merito con la Time Sport Garbatella, in testa a questo girone. Hanno ottenuto già 7 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Oggi cercano l'8ª vittoria della loro stagione. Hanno già avuto un'occasione da gol capitata sulla testa di Manelli dopo un'azione da calcio d'angolo. Ora si fa leggermente più intenso il possesso della squadra di casa. Pinto prova a recuperare questo pallone, commette secondo il direttore di gara un'irregolarità. Non è altissimo il ritmo, giornata anche abbastanza gradevole. Qui al campo sportivo Manelli fa sportellate con un avversario, Sigillino prova a tenere vivo per i suoi questo pallone, riesce a servire sulla sinistra Ventrella che sale, palla al piede. Va poi a cercare il solito Mancini che non riesce a mettere giù col petto. Torna sui piedi di Ventrella la palla, ma Epifani su di lui recupera bene. Prova ad andare palla al piede Epifani. Allarga sulla destra dove il suo compagno non riesce a tenere in campo questo pallone. Si trattava del numero 8 De Carolis. Il passaggio di Epifani non era precisissimo. De Carolis ci ha provato, ma il pallone è andato fuori dal campo. Ventrella allontana centralmente, favorendo per un attimo il recupero degli avversari che non riescono però a rendersi pericolosi. Buono l'anticipo del numero 6 Urbano, con Manelli alle spalle pronto ad approfittare di un eventuale errore. Provano a ripartire gli ospiti. Sale, palla al piede bene il numero 8 che poi allarga sulla sinistra, da cui può partire un traversone che arriva in questo momento. Pallone che arriva in mezzo all'area di rigore. Attenzione, c'è un contatto a terra, il numero 8 pallone che rimane lì. Manelli col destro
deviato, finisce in calcio d'angolo, ma è ancora a terra in aria il numero 8 della squadra ospite, Circiolini. Toccato duro da un avversario. Per l'arbitro è stato tutto regolare. Si rialza, c'è anche un gesto di intesa con l'avversario. Fatto sta che sarà calcio d'angolo, il secondo del match in favore della squadra ospite. Arriva in questo momento la battuta corta, pallone messo al centro che rimane lì proprio Circiolini in acrobazia. Ci prova, ma il pallone è lento e termina fra le braccia del portiere. Rinvio comodo per la testa, un giocatore in maglia bianca che la rimanda tra le mani del portiere avversario, il quale riprova a rimettere in campo. Ancora un colpo di testa della squadra di casa, tentativo di verticalizzazione da parte di De Carolis, chiude bene Ventrella, che pallone ora sulla sinistra dove Armaroli non riesce a superare un avversario. Esce bene, palla al piede del terzino destro, che poi serve un compagno. Disimpegno ancora poco preciso da parte dei padroni di casa. De Paulis alza questo campanile. Colpo di testa di Terenzi. Si trovava in posizione di fuorigioco Epifani, fuorigioco di rientro. Era salita bene la linea difensiva della squadra ospite. E Luciano Epifani si è fatto beccare in fuorigioco. Pallone ora sulla destra per Pinto, che sale, palla al piede, trova in qualche modo un compagno. Provano ad andare dall'altra parte gli ospiti. Pallone ora sui piedi di Armaroli, che ha spazio, prova la conclusione, non colpisce bene, chiede anche scusa. Portiere che può comodamente bloccare questo tiro centrale del numero 11 Armaroli. Rimessa lunga col pallone che viene ancora indirizzato verso Epifani, anticipato però bene dai difensori ospiti. Ancora Epifani a combattere con Ventrella, in questo caso se la cava il difensore in maglia bianca. C'è qualche problema per Pinto, che ha accusato forse un colpo. Il pallone è stato perso dalla W3 Roma Team. La rimessa con le mani viene battuta in questo momento dai padroni di casa. Giocano bene sull'out di sinistra. Parte un pallone probabilmente indirizzato verso il centro dell'area, ma colpito male da terzino sinistro. C'è allora la possibilità per Manelli di andare in avanti. Manelli non ha compagni nelle vicinanze, deve provare a fare tutto da solo. Va via bene Manelli in mezzo a 4. Viene poi toccato il pallone, una situazione di evidente inferiorità numerica. Non riesce a concretizzare l'azione offensiva il numero 8 Ciorciolini. E allora si deve ricominciare. Gli ospiti devono ricominciare la manovra dalla propria metà campo. La partita non ha un ritmo altissimo, come già abbiamo detto, ma non è facile per i padroni di casa riuscire per gli ospiti, scusate, riuscire a imporre la propria superiorità su un campo difficile sicuramente come questo. E la Roma Calcio Eur sta provando a rendersi pericolosa, anche se la fase offensiva dei padroni di casa finora si è dimostrata poco produttiva. Il pallone è ora nei piedi del numero 10, che sale palla al piede, gli viene concessa la possibilità di calciare, prova il destro e il primo tiro in porta della squadra di casa dopo 20 minuti di gioco. Occasione capitata sui piedi del numero 10 Alessandro Del Sole,
Manelli va via bene ora sul lato di sinistra, ancora Manelli è in area di rigore, cerca un dribbling, non c'era l'assistenza da dietro dei compagni, Manelli se ne lamenta un po', mentre viene anche ammonito il numero 2 Terenzi della Roma Calcio Eur. Scusate, si trattava del numero 6 Urbano, che ha avuto qualche parola di troppo da dire all'arbitro. Terzo corner per la W3, pallone messo al centro, ancora un buon cross, riesce a fare buona guardia però la retroguardia, appunto, scusate il gioco di parole, della squadra di casa Roma Calcio Eur, che riesce a mantenere comunque lo 0-0 nonostante 20 minuti in cui non è riuscita sicuramente a disputare un buon match. La partita si è giocata soprattutto nella sua metà campo. Possono respirare ora con questa rimessa laterale guadagnata sulla destra. Pallone su Del Sole che va a scaricare proprio per il suo compagno. Torna ancora tra i piedi di Del Sole la sfera. Il tentativo di lancio per Epifani che rimane fermo. Però per De Paulis non ci sono problemi nel colpire questo pallone di testa e allontanarlo in rimessa laterale. Guadagna metri la formazione di casa, ancora Terenzi con le mani. Il pallone è corto per un compagno. Allontanando in questo momento De Paulis, del tentativo di allontanare lo lascia lì. Arriva Epifani sul pallone. Prova a calciare verso la porta da posizione decisamente poco favorevole. È facile per Gerardi bloccare la sfera. Cervelli copre su un avversario, si prende anche un calcio da parte del numero 7 Fravolini. Potrà andare a battere questo calcio di punizione il capitano della capolista W3 Roma Team. Va lungo Cervelli, non ha colpito benissimo. Attenzione perché possono approfittarne i padroni di casa. Pallone sui piedi del numero 11, cerca lo spazio per liberare il sinistro, ne esce un pallone sporco sul quale arriva in questo momento De Carolis che scarica per Del Sole che mette questo pallone al centro. Allontana bene proprio lo stesso Cervelli. C'è il tentativo di ripartenza da parte della squadra ospite col fallo di Fravolini che commette un'ingenuità, o quantomeno si gioca questo cartellino giallo per fermare la ripartenza ospite. Speso potenzialmente bene, considerando che l'azione poteva essere pericolosa. Giocherà i 75, giocherà i restanti minuti di gara con un cartellino giallo sulle spalle. Pallone ora per Sigillino che cerca uno spazio in avanti, prova a premiare il movimento di Armaroli, ma la difesa di casa si chiude bene nella propria area. Provano a impostare da dietro. Il pressing di Pinto arriva in questo momento, pallone comunque comodo sui piedi del numero 4 di Geronimo. Scambia col Del Sole, tentativo di allargare sulla destra, ma fa buona guardia proprio Armaroli che poi prova ad andare palla al piede, mette in movimento Manelli che si muove sull'out di sinistra, prova ad entrare in area di rigore, palla al piede, scarica poi sui piedi di Sigillino che allarga per un compagno. C'è ancora il tentativo di allargare il gioco dall'altra parte da parte del numero 4 Giovannetti. Non è stato però premiato il suo sforzo ha capito tutto il difensore di casa. Fuori gioco ora fischiato dall'arbitro per una posizione appunto di offside di Armaroli. Battuto il calcio di punizione, Del Sole va a lungo, De Paulis lo lascia rimbalzare, va poi a colpire di testa,
Ventrella prova ad evitare il calcio d'angolo, riesce ad allontanare, pallone sui piedi di Terenzi che però non controlla. Giovannetti può mettere fuori. Manelli anticipato in questa circostanza, pallone per Epifani che si trova in posizione di offside, secondo fuorigioco del match di Epifani, che sta avendo difficoltà a muoversi in mezzo ai centrali della squadra ospite. Va al rinvio Cervelli, non la colpisce bene di testa Urbino. Gioco pericoloso poi di Pisa, che rientra ora nella sua posizione, mentre la Roma Calcio Eur può andare a battere questo calcio di punizione battuto ora a lungo proprio da Urbino nella metà campo avversaria. Sfera che Sfratato può solo guardare e uscire, troppo lontana per poterci arrivare. Andrà Gerardi con i piedi. I due attaccanti pressano alto per costringere il portiere ad andare lungo. Arriva in questo momento il rinvio di Gerardi, il colpo di testa a mettere fuori. Ancora serie di colpi di testa da una parte all'altra del campo. Pinto prova a riordinare le idee per i suoi. Pisa allontana, poi copre bene su un avversario. Il pallone di Del Sole non arriva a destinazione. Sarà ancora rimessa laterale. Terreno di gioco che non permette sicuramente di vedere una bella partita. Squadre che dovranno dimostrarsi molto ciniche oggi per riuscire a far male all'avversario. Giovannetti per Sigillino, c'è il movimento sulla sinistra del terzino, preferisce andare da Manelli, il quale scarica per un compagno che libera un destro. Fantastico il gol del numero 8 Circiolini dopo 28 minuti di gioco. 1-0 per la W3 Roma Team. Circiolini ha trovato una grande conclusione sullo scarico, come sempre fantastico, di Manelli, che nel gioco di sponda è veramente una garanzia. La sfera si è insaccata alle spalle del numero 1 di casa dopo una traiettoria meravigliosa. Dunque ribadiamo, 28 minuti di gioco sono stati necessari per vedere un cambiamento nel risultato. 1-0 per la W3 Roma Team, il gol del numero 8 Ciorciolini. Provano a reagire ora i padroni di casa. Epifani chiede e ottiene un fallo per la presunta spinta di De Paolis. Cervelli, in qualità di capitano, va a dire all'arbitro di non essere d'accordo con la sua decisione. Il direttore di gara ha sanzionato però l'intervento di De Paolis con un fallo. Sul punto di battuta c'è il numero 7 Fravolini, anche il numero 6 Urbano potrebbe provarci. Anche Del Sole si mette ora nei pressi della sfera mentre Sfratato va ad allungare la barriera. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Del Sole, centrale, blocca sicuro il portiere.
allarga sulla destra per Pisa, deve rientrare velocemente la squadra di casa. Il pallone di Pisa non è giunto tra i piedi di Pinto, pericolo sventato almeno momentaneamente per la Roma Calcio Eur, alla ricerca del pareggio dopo essere passata sotto qualche minuto fa, dopo il gran gol di Ciorciolini col destro. Terenzi apre sulla destra per De Carolis, che riesce ad andare via un avversario, poi non c'è l'intesa con Del Sole, può andare via palla al piede Armaroli, che apre bene sulla destra dove arriva Pinto in questo momento. Pinto in qualche modo per Sigillino. Sigillino prova ad andare via in mezzo a due avversari, si muove bene, Manelli combatte. Sfera che poi finisce tra i piedi dei giocatori in maglia nera, che provano a verticalizzare. Epifani, attenzione perché è scoperta la difesa di casa, prova ad andare via il numero 11, ma c'è la puntuale chiusura di Cervelli che salva la sua squadra in inferiorità numerica in questa circostanza. Rimessa con le mani, battuta da destra, il pallone è corto, a cercare un compagno da parte di Terenzi, chiude bene Ventrella, sarà ancora rimessa laterale per Terenzi, che va ancora corto, prova a combattere in mezzo a due avversari. Il numero 7 se la cava, poi subisce anche un fallo e potranno provare a mettere questo pallone al centro dell'area, alla ricerca del pareggio, i padroni di casa sul punto di battuta ancora Del Sole. Cinque saltatori pronti a colpire al centro. L'arbitro si assicura che al centro dell'area sia tutto regolare. Parte Del Sole, pallone morbido, l'uscita di Gerardi coi pugni, sicura, pallone che però rimane sui piedi di un avversario, che prova a liberare una conclusione che finisce sui piedi di Del Sole. Prova a rimettere al centro la sfera, ancora Gerardi blocca, prova ad allontanare per far ripartire subito Manelli, il pallone non è però preciso, il disimpegno di De Carolis neanche, sfera che può essere controllata ora da Ventrella sulla sinistra, sale palla al piede, cerca di servire Manelli, il quale si era mosso sull'out di sinistra. Il pallone è stato respinto in rimessa laterale da un avversario. De Paulis gioca per Giovannetti, che va a servire Ciorciolini. Ciorciolini dentro per Manelli, Manelli si gira, fermato poi da un avversario, vorrebbe una sanzione per una trattenuta che ritiene di aver ricevuto. Non è dello stesso parere l'arbitro, possono provare a ripartire i padroni di casa, che escono palla al piede sulla destra con Terenzi. Terenzi va a lungo a cercare il movimento di Epifani. De Paulis copre bene il colpo di testa di Ventrella, il colpo di testa di Ventrella non è perfetto, però rimessa laterale battuta già dal padrone di casa, pallone di Terenzi è finito sui piedi di De Paulis, che mette in movimento ancora Ventrella. La verticalizzazione a cercare Ciorciolini, il quale commette un calcio di punizione, commette un fallo. È proprio Ciorciolini a decidere il match quando sono 34 i minuti sul cronometro. Prova ad andare via sulla sinistra, bene il terzino sinistro, ce la fa, mette questo traversone, si oppone col corpo Cervelli, sarà corner per i padroni di casa, battuto corto sui piedi del numero 7 che finta il cross, va a servire poi un avversario dietro, il traversone del compagno non è però preciso,
Urbano copre su Manelli, attenzione perché scivola e Manelli ne può approfittare. Cerca l'1 contro 1 Manelli, arrivano ora dei compagni a supporto. Manelli mette questo pallone al centro e la chiusura di Terenzi è provvidenziale con Giovannetti, che sarebbe stato a tu per tu col portiere. Va via ora Ventrella sulla sinistra, mette questo pallone al centro, non ci arriva Manelli. Giovannetti prova a mantenerlo vivo, cerca lo scarico. Giovannetti era però in posizione di fuorigioco. No, gioco pericoloso fischiato dall'arbitro. Punizione al limite dell'area per limite della propria area per i padroni di casa. Terenzi non ha alternative in avanti, preferisce tornare dietro da Del Sole, il quale trova Epifani, mette giù Epifani ancora per Del Sole. Cambio di gioco sulla sinistra, buono l'anticipo di Pisa, arriva però il terzino destro che sbaglia il suggerimento per il compagno. Ciorciolini recupera ora, va via bene a un avversario, appoggia per Giovannetti che per un attimo stava per perdere l'equilibrio, se l'è poi cavata, pallone sull'alto di sinistra per Ventrella che serve Armaroli. Terenzi tocca in fallo laterale sul passaggio di Armaroli. La rimessa battuta da Ventrella, recupera il pallone Armaroli. De Carolis prova a proteggerla senza buttarla, scarica per un avversario, per un compagno, ma Manelli è nelle vicinanze e riesce a mettere pressione conducendo all'errore l'avversario. Ventrella prova il cambio di gioco sulla destra dove Pinto in qualche modo mette giù. Serve poi Pisa, prova ad andare via all'avversario Pisa, ma è buona la chiusura dell'esterno alto del Roma Calcio Eur, il numero 7 Fravolini, il quale si è sacrificato in fase di ripiegamento guadagnando una rimessa laterale per i suoi. Battuta in questo momento da Caputo che appoggia corto per un compagno, il retropassaggio viene però intercettato da Ciorciolini che guadagna a sua volta una rimessa laterale nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Pisa si avvicina alla sfera mentre c'è un cambio nella squadra di casa, esce probabilmente non in perfette condizioni fisiche Pinto. Al suo posto entra in campo il numero 17 Monti. Probabilmente c'è anche un cambio di modulo negli ospiti, in quanto Monti dà delle indicazioni ai compagni sulla nuova disposizione. Proprio Monti va a cercare il colpo di testa sulla rimessa laterale, non c'è, non lo trova e sarà calcio d'angolo da destra per la squadra ospite. C'è Armaroli sul punto di battuta in 4 dentro l'area. Arriva il fischio dell'arbitro, calcia Armaroli, il pallone dentro, buono per il colpo di testa di Giovannetti che non riesce a indirizzare verso la porta. Terenzi poi prova ad uscire, c'è la chiusura di Sigillino in fallo laterale. Ancora una buona opportunità per la W3 Roma Internazionale che va vicina al raddoppio. Verticalizzazione ancora, il pallone alto da parte degli ospiti, ma la difesa di casa, scusate, la difesa ospite sul gioco aereo si dimostra superiore. Il lancio sulla sinistra è facile preda questa volta di Gerardi che prova a mettere in movimento De Paolis, non ha fretta.
poco più di 5 i minuti che mancano alla fine del primo tempo. Controllo del pallone e anche della gara sicuramente per la squadra ospite, che però è in vantaggio solo di un gol e deve stare attenta a non perdere, a non avere cali di concentrazione. Per i padroni di casa un primo tempo finora abbastanza deludente, poche le conclusioni verso la porta avversaria. C'è una trattenuta da parte del numero 4 di Geronimo che finisce sul taccuino dell'arbitro. E il secondo giallo per un fallo tattico per gli uomini in maglia nera. Giovannetti va a battere questo calcio di punizione corto per Sigillino, a campo Sigillino, allarga sulla sinistra per Ventrelli. Ventrella prova a servire ancora Sigillino, combatte Epifani, il quale non ottiene il fallo che avrebbe voluto. De Paulis ricomincia da dietro, Cervelli, largo a destra dove si è abbassato Ciorciolini, che perde però il pallone, non riescono a concretizzare l'azione padroni di casa. Cervelli va in questo momento ad allontanare lungo, pallone che attraversa la linea laterale del campo e termina in fallo laterale. Rimessa con le mani, battuta dai padroni di casa da una posizione non corretta secondo l'arbitro. Battuta in questo momento, ancora rimessa con le mani, ancora sull'out di sinistra all'altezza della metà campo. Provano a giocare nello stretto, combatte Fravolini che poi subisce anche un fallo da parte di un avversario. Si trattava di Monti, che va subito a scusarsi per l'irregolarità commessa. Provano a uscire da quello spicchio di campo i padroni di casa. Urbano gioca su Fravolini, non lo tiene in campo però il pallone Fravolini. Cervelli per De Paulis, sulla sinistra per Ventrella, controlla Ventrella che non se la sente di rischiare, allontana, non c'è l'anticipo ma non riesce a tenere il pallone in campo numero 5 di casa. Ricominciano ancora gli ospiti, Ventrella per De Paulis, centralmente per Giovannetti che ha la possibilità di girarsi, sbaglia poi e perde malamente questo pallone. Epifani prova a tenerlo tra i piedi ma viene attaccato e subisce, perde il pallone sull'attacco di Sigillino. Ventrella scarica ancora per De Paulis, non la vogliono buttare, esce palla al piede De Paulis che poi appoggia per Ciorciolini. Giovannetti riesce ad allargare sulla destra per Pisa. Buona in questo caso impostazione della manovra da parte della squadra ospite. Pallone largo sulla destra per Monti, prova a venire dentro al campo, cerca Manelli che non arriva su questo pallone ma applaude le intenzioni del compagno. De Carolis, verticale per Terenzi, rimpallo che lo sfavorisce, rimessa laterale della quale favoriscono in questo momento gli ospiti. Manelli controlla, vorrebbe anche un calcio di punizione, secondo l'arbitro è stato tutto regolare. C'è invece il calcio di punizione in questo momento per il fallo subito dal numero 11 in maglia nera, sfratato. A terra è rimasto anche però l'autore del fallo, Giovannetti, che si rialza in questo momento.
potrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo per il Real Calcio Eur. Parte del Sole, pallone verso l'area, comodo per Gerardi, che potrebbe lanciare subito per Manelli, lo fa in questo momento, Manelli riesce a spizzare, troppo lungo però per il movimento di Giorgiolini, che si stava muovendo in profondità. C'è potuto arrivare il portiere di casa, ancora Del Sole, combatte con un avversario, va via bene Del Sole sulla destra, cerca Epifani, allontana in anticipo Cervelli, ancora tra i piedi dei giocatori di casa però la sfera, persa in questo momento, possibilità di salire per Manelli, serve Sigillino che ha campo per andare, cerca e trova ancora Manelli, Manelli punta un avversario, cerca poi una conclusione che colpisce le gambe di un avversario prima di terminare in rimessa laterale. Ventrella va all'indietro per Sigillino, che mette giù bene, sale palla al piede, cerca Monti dentro, ma le due linee della Roma Calcio Euro erano strettissime. Terenzi tocca questo pallone con le mani e si prende un sacrosanto giallo. Non ha concesso la regola del vantaggio l'arbitro e Manelli va a segnalare ciò al direttore di gara. Sarà calcio di punizione da sinistra, del quale è pronto a incaricarsi Sigillino, si avvicina al punto di battuta ora anche Ventrella. Due in barriera, parte Sigillino, il pallone è basso per Ventrella che si è mosso e dentro la palla al piede al limite dell'aria, schema non riuscito. Simone, non è niente, Simone, è giusto così, gioca. Simone, niente. C'è stato anche un contrasto giudicato duro, troppo duro dai giocatori ospiti. È solo rimessa laterale, però lo stesso Ventrella, terminato a terra, va ora a batterla, trova Monti, il quale mette giù questo pallone, scarica poi dove non c'è però nessun compagno e possono provare a ripartire padroni di casa. Pallone troppo lungo, De Paulis può coprire e mettere in rimessa laterale. Ventrella di testa sulla rimessa con le mani di Terenzi. Padroni di casa che si devono nuovamente accontentare di una rimessa laterale. Sarà Terenzi ad andare con le mani, va lungo a cercare un compagno, sfera che poi rimane lì, si combatte per un po', arriva il duplice fischio dell'arbitro che fischia la fine del primo tempo, 1-0 per la W3 Roma Team al termine dei primi 45 minuti sul campo della Real Calcio Eur. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Sta per iniziare il secondo tempo, ricordiamo il punteggio su quale si è conclusa la prima frazione di gioco, 1-0 per la W3 Roma Team. Decide il gol di Giorgiolini, un bellissimo gol tra l'altro, arrivato a metà frazione di gioco. Di più sul piano del gioco per cercare il pareggio, mentre W3 Roma Team si tratterà di controllare la gara. Il gioco è ripreso
col pallone che non ha ancora abbandonato la fascia centrale del campo. Una serie di rimpalli che premiano in questo momento la squadra di casa. Del Sole prova a mettere questo pallone al centro, Epifani non ci arriva con la testa, pallone che rimane lì, il tiro e la grande risposta di Gerardi coi piedi, subito pericolosa, il Real Calcio Roma. Calcio d'angolo per Del Sole, ci ha provato Di Geronimo. Provvidenziale Gerardi. Sarà ancora Del Sole a battere questo calcio d'angolo. Pallone che arriva ora al centro dell'area. Il colpo di testa, fallo in attacco visto dall'arbitro. Va bene, Michele. Se l'è cavata la W3 Roma Team quando sono passati solo 2 minuti di gioco e il Real Calcio Euro è andato vicinissimo al gol del pareggio, mandando un chiaro messaggio alla squadra ospite: non sono previsti cali di concentrazione. Va via bene ora Armaroli, che prova ad allargare sulla sinistra per Monti. Torna dietro Ventrella. De Paolis gioca su Sigillino, che si gira prima di tornare da Giovannetti. Dai. Sale anche la pressione degli uomini di casa con Epifani che va a provare a mettere in difficoltà il portiere. Se la cava però Gerardi e poi Ventrella allontana con questo pallone alto su cui c'è il colpo di testa del difensore centrale. Armaroli riesce a tenerlo vivo e prova a mettere in movimento Monti. Arriva ancora Mancini, il quale prima anticipa l'avversario, poi guadagna un calcio di punizione. Grande Michele, posti non ammazzare Michele. Devi spaccare la porta. L'intervento di Monti, che ora sembra muoversi sull'out di sinistra. 4-3-1-2 probabilmente, quello con cui è scesa in campo la W3 Roma Team in questo secondo tempo. Cervelli di testa va a mettere in fallo laterale questo pallone. A Luca! Giocato corto, recupera la formazione ospite. Sono 2 contro 2, prova ad andare via in velocità Monti. Mancini copre però bene e scarica poi l'estremo difensore che va a lungo sui piedi però di Armaroli. Non riesce a superare l'avversario, prova ad andare via, palla al piede, bene Fravolini sulla destra, va via un avversario, arriva il raddoppio di Giovannetti che mette in fallo laterale, riesce anche a far toccare per ultimo il pallone al suo avversario e guadagnare questa rimessa laterale. Ottima la sponda di testa di Monti. Armaroli per Manelli, era in fuorigioco Manelli, l'arbitro lo ha visto e ha fischiato. Bravo, prima Marco! Prima Marco, dai, recupera, dai! Buona la ripartenza. Mettiamo se bene, aspetta! Favorita dal colpo di testa di Monti. Vieni. Ma Mancini era oltre la linea. Manelli era oltre la linea difensiva avversaria. Errore in fase di impostazione. Manelli gioca di sponda su Armaroli. Armaroli riesce ad andare via dall'avversario, si mette ancora dentro per Manelli, spalle alla porta dentro l'area, attaccato alle spalle da Urbino. Tutto regolare secondo l'arbitro. Manelli si ferma e protesta. Monti invece va a recuperare questo pallone. Giovannetti lo mette a terra, serve Sigillino corto per Manoli, pallone dentro a cercare Manelli a tu per tu.
lo scavetto supera il portiere, termina fuori, ma il gioco era fermo per posizione irregolare rimetti il cervello, va. del numero 9 che sta Rimonta il avendo cervello, Marco lì. più di un dibattito con l'arbitro in questo inizio di Vieni, secondo vieni. tempo. Guardalo. Guardalo Torna nella metà campo avversaria il Real Calcio Eur. Pallone dietro per Del Sole, attaccato da Armaroli che gli sottrae la sfera, poi la perde. Attenzione al liscio di Ventrella sulla sinistra. Pallone per De Carolis. Non ha spazio, è chiuso nei pressi della bandierina. Prova a girarsi. Appoggia per un compagno. Si torna dietro sui piedi di Geronimo. Non esce da quella fetta di campo, torna palla al piede dietro, scarica poi per Del Sole che torna ancora nel numero 4. Tentativo di mettere un pallone al centro, respinto dagli avversari. Non è sicuramente ordinata la manovra della squadra di casa, che comunque sta provando con orgoglio. Mettila, Marco. Pallone sull'out di destra, arriva al centro dell'area per Del Sole che scarica, c'è un tiro da parte Bravi, raga, va bene, del raga. numero 8, si oppone la difesa Bravi, ospite, raga, va ci ha bene, provato va bene, De dai, Carolis. andiamoci. Il tocco, l'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia nera. Dai, fra. E che cazzo, dai. Si sta concedendo un calo di concentrazione, probabilmente la W3 Roma Team, mentre Vieni, guarda ha Luciano. ricominciato Guarda con lo Luciano. spirito giusto alla ricerca del pareggio la squadra di casa. Subito, va bene, Pallone in Giulia, verticale, va bene, Giulia. ancora per Sfratato che prova a girarsi, il tentativo di cross viene respinto, ma c'è Va bene, dai, va il bene, va bene. ritorno sul pallone da parte del numero 3 Caputo, che prova a mettere un traversone col sinistro Devi fare i trick e track, ciao. decisamente fuori misura. Ho capito, se riesci a far cross le prima, mica la costa, mica. Il pericolo è stato sventato. Dai. Gerardi andrà alla rimessa lunga con i piedi. Terenzi colpisce di testa, mette a terra De Carolis che prova poi a girarsi. Ventrella gli sottrae bene il pallone, arriva Giovannetti che verticalizza per Monti. La chiusura di Mancini in fallo laterale, mentre Monti chiede al compagno, dà qualche informazione al compagno sul passaggio che avrebbe voluto ricevere. Giovannetti Tu Adriano. cerca Mancini lungo, Mancini non ci poteva arrivare. Vieni Marco, vai via. Pallone sulla sinistra, Ancora, gioca. Caputo riceve in questo momento da un compagno, va in verticale per Sfratato, Cervelli su di lui, copre il pallone, lo lascia uscire e guadagna questa rimessa laterale. Colpa mia Giuliano, dai. Si è messo avanti col corpo. Oh, ma che è arbitro? Pisa va a lungo, prova ad allungare Armaroli, pallone che rimane lì, si combatte, arriva anche Pisa, poi il pallone è giocabile per Ciorciolini. Dai che è nostra, dai che ne abbia più. Giovannetti prova ad allargare sulla sinistra, Dai! passaggio lungo per Ventrella, mentre a terra c'è Epifani che deve aver subito un colpo. Dai, Carré! Sto affusolato per Si è rialzato Epifani che ora viene accompagnato dall'arbitro a bordo campo. Non è d'accordo col fatto di dover momentaneamente uscire.
ma questo è previsto dal regolamento. Via lei, solo Suggerimento lei! lungo per Monti, il suo colpo di testa non riesce a servire Manelli. Sì, sì. Verticalizzazione ora sulla quale De Paulis può comodamente colpire di testa. Il pallone termina però ancora nei piedi del centrocampo in maglia nera. Riceve in questo momento Di Geronimo che va in verticale. De Paulis copre la traiettoria del pallone Va bene, Michele, va bene, Michele. Va bene, Michele. e si assicura la rimessa dal fondo. Bravo, quando ti portano palla, parte, non ti schiacciavo così, l'ha fatta, arbitro! Mentre l'arbitro ammonisce Gerardi, colpevole di aver perso tempo. Dai, che butta fuori, sta a parlare troppo, Scattano anche le proteste. Effettivamente Epifani era ancora all'interno dell'area di rigore avversaria. Dai, Mentre Giuliano! arriva un cambio nella squadra di casa, fuori il numero 11 Sfratato, dentro col numero 17 Masi. Forze fresche dunque nel reparto offensivo dei padroni di casa, quando sono 12 minuti trascorsi dall'inizio di questo secondo tempo. Armaroli alza un pallone difficile da stoppare per Monti, che però trova un gran controllo, attaccato duro alle spalle da un avversario, non secondo il direttore di gara. Ancora Pisa però sulla sfera, prova ad andare via sulla destra Pisa, questa volta c'è l'intervento falloso secondo l'arbitro. Devi morire! Mentre Monti protesta per l'intervento ricevuto in precedenza, un po' tutti ora vanno a protestare. Ci sono sia giocatori della squadra di casa che giocatori della squadra ospite. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione dalla destra che andrà a battere Armaroli, presumibilmente verso il centro dell'area. Ne vuole 2 in barriera il portiere. Il traversone di Armaroli sul secondo palo, l'uscita del portiere sicura, subisce anche un fallo, è stato uno scontro fortuito che ha coinvolto 2 giocatori. Si rialza Cervelli, che era rimasto a terra. Mentre ancora a terra Peccia. Marco! Bravo! Marco! Guarda subito dentro Luciano! Subito! Stanno alti, lo lasciano libero! Si è Bravo, rialzato, nulla di bravo, grave cerca di per bene il fortuna pallone, che questo campo che era a me! per l'estremo difensore della squadra di casa. Sempre sul filo te Lucio! Allargate Carlo! Oh! Giocano corto questo calcio di punizione Cioè, del ma Sole che cazzo sappiamo la sera? Oh! non rischiare, è pasticchi, costretto oh! ad allontanare in fallo laterale. Pallone giocato corto, recuperato da Terenzi, che poi gioca sulla sua per Del Sole. Trova Epifani, lo scarico per Di Geronimo che apre bene a sinistra. Vai via Carlo! Dagliela, dagliela! Il pallone giunge ora tra i piedi di Caputo. Caputo pressato però, prova a dialogare con un compagno. Campo, Marcolini. C'è un campo, va errore bene, va in bene, mezzo al dai, campo calmi, da raga. parte di Fravolini.
perde la possibilità di uscire dalla propria metà campo il Real Calcio Eur, rimessa con le mani in favore del Sì, vai Felice. V3 Roma Team. Ehi. Va via Benemasi, non tiene il pallone in campo, aveva superato abilmente un avversario, Ma su, ma dai, buono, come faceva? poi si è portato il pallone oltre la linea laterale del campo, rimessa laterale respinta da Caputo, ancora con le mani Pisa, non Via, arriva il via. pallone nei pressi di Sì, Manelli, va bene. tentativo Dai. di allontanare sul quale c'è ancora una deviazione e si ripartirà ancora da una rimessa Via, laterale. ca, via, ca. Lo scarico per Caputo, centralmente errore nel tentativo di cercare Del Sole. Può ripartire allora Sigillino che cerca Monti, la finta di corpo di Monti, libera Giorgiolini davanti al portiere, il tiro, la grande risposta del portiere in due volte e poi la blocca. Dopo una bella azione nata da un errore di Caputo, c'è stata un'ottima finta da parte di Monti. Poi Giorgiolini si è trovato a tu per tu col portiere, avendo la possibilità di siglare il 2-0 e anche il raddoppio la doppietta personale. Si è opposto bene però Peccia, pallone lungo, ancora a cercare Monti, combatte con un avversario, lo mette giù, ammonisci, secondo grazie, l'arbitro ha commesso un arbitro. fallo, poi si infuria gettando il pallone fuori dal campo e per l'arbitro Oh, arbitro! è meritevole di cartellino giallo, sicuramente nervoso in questa circostanza Monti. Che va a scambiarsi comunque il 5 con Caputo. Terenzi sulla destra, centralmente per Di Geronimo che lotta in mezzo al campo, riesce a scaricare poi per Del Sole che allontana la sfera. De Paulis di testa, tra i piedi però di Fravolini che ha la possibilità di trovare una conclusione. Marco! Il portiere controlla che il pallone termini sul fondo. Dai, Dodo! Ha creato grossi pericoli alla porta di Gerardi la conclusione di Fravolini. E lo stesso Gerardi può andare ora a rinviare con i piedi il colpo di testa di Mancini, ma si prova a combattere. C'è però Giorgiolini che se la cava bene, subisce anche un fallo. Oh! Arriva in questo momento un cambio nella squadra di casa. A lasciare il terreno di gioco è il numero 8 De Carolis, mentre l'ingresso è del numero 18 Dai, su per Giorgi! Gioci. Pallone lungo, Manelli di testa sui piedi di Monti, cerca lo scarico per Giorgiolini, interviene bene Di Geronimo, Ma Luciano fa! va sulla sinistra da Fravolini, combatte con Pisa che riesce poi in qualche modo a guadagnare anche un calcio di punizione, un po' di nervosismo. Nervoso Giorgiolini. L'arbitro sembra aver visto qualcosa. Vediamo se ci saranno provvedimenti disciplinari da parte del direttore di gara che chiama a sé i diretti interessati, in questo caso Giorgiolini e Fravolini. Non estrae nessun cartellino dal taschino.
Tutto è nato dalla pressione di Pisa su Fravolini. Fravolini ha perso il pallone, Pisa l'ha protetto, ha subito secondo il direttore di gara un fallo, poi i due si sono un po' beccati, è arrivato Ciorciolini che si è intromesso creando un po' di tensione. Calcio di punizione battuto in questo momento da Armaroli verso il centro, colpisce allontanando un difensore del Real Calcio Eur, perso poi il pallone in fase di ripartenza. Dovrà riprendere con una rimessa laterale Terenzi da destra, che va lungo sulla sua a cercare il numero 18 neoentrato, il quale non trova un colpo di testa in grado di tenere in campo il pallone. Subisce fallo Urbano sull'attacco di Armaroli. Possesso dunque di casa, manca il pallone Ventrella. C'è anche un fallo. Scusate, semplice rimessa laterale, della quale si incaricherà ancora Terenzi, che scarica per Del Sole. Il passaggio di ritorno non è preciso, allontana la difesa ospite, sarà ancora rimessa laterale, solo 50 metri più indietro. Ancora Terenzi per Del Sole. Vai Feli, vai Feli! Ventrella di testa, De Paulis con Ventrella che non riesce a tenerla in campo. Ci metti qualcuno su quel tre, porca puttana! Terenzi va lungo con le mani, buono il pallone, parte il traversone, Cervelli non aveva avversari nelle vicinanze, non riesce comunque ad evitare il calcio d'angolo. Rientra! Ma lei ha fatto lei! Solo Caputo in questo momento a protezione Michele! della propria metà campo. Arrivano anche Fravolini mentre si sta per battere il calcio di punizione. Sfera che arriva al centro dell'area, prova l'uscita, riesce ad uscire subendo anche fallo. Ma che? Gerardi non aveva bloccato la sfera, secondo il direttore di gara ostruito irregolarmente da un avversario. Oh, che devo fare tu ora? Quasi 24 i minuti trascorsi in questa ripresa. Ultimo quarto di match che è in fase di svolgimento dunque. Il risultato è ancora di 1-0 per la W3 di Roma Team. Decide il gol arrivato al 28esimo del primo tempo di Ciorciolini. Pallone ora per Armaroli al limite dell'area avversaria, prova una conclusione che scavalca il portiere ed è il 2-0 con Armaroli. Sicuramente non impeccabile in questa circostanza Peccia, e ancora dunque con una conclusione da fuori area trova il gol la squadra ospite. Ha visto probabilmente il portiere fuori dai pali, ha provato una botta che ha beffato Peccia. E dunque 2-0 a 20 minuti dalla fine del match. Raddoppia il suo vantaggio la W3 Roma Team, che ora potrà gestire più agevolmente e con più sicurezza la parte di gara rimasta da giocare. Di Geronimo per Fravolini,
non ha compagni nelle vicinanze, attaccato irregolarmente. Lo stesso Armaroli, autore del gol, ha commesso qui fallo. Del Sole, lungo dentro l'area a cercare Epifani, copertura di testa da parte del terzino sinistro, pallone allontanato da Giovannetti che trova un cattivo intervento del difensore. Manelli cerca lo scambio con Monti, Manelli applaude, il pallone in profondità dell'avversario non ci è arrivato, probabilmente anche un po' stanco il numero 9. Continua a combattere Monti che costringe gli avversari a una rimessa con le mani sull'out di sinistra, che va a battere Caputo, si fa vedere Di Geronimo che riceve il pallone, manca il controllo e c'è ancora Monti che sta correndo tantissimo a recuperare questo pallone. Sigillino sbaglia il tocco a cercare Manelli. Lungo di Geronimo. Contatto falloso sull'out di destra. A commettere fallo è stato il numero 3 Ventrella. Il calcio di punizione sarà per la squadra di casa. Il solito Del Sole sul punto di battuta, va a cercare con qualcuno al centro dell'area, ma si prova a colpire di testa, pallone che rimane lì e poi allontanato pericolosamente dal colpo di testa di De Paulis, che mette il calcio d'angolo dopo aver fatto attraversare al pallone tutta la linea di porta. Giocato malissimo questo calcio d'angolo, c'è la possibilità di ripartire per Ciorciolini, che poi va dall'altra parte del campo a servire Manelli, mette giù con la coscia, controlla, va in profondità da Monti che manca il controllo e se la prende con se stesso. Poteva essere una buona occasione, ha mancato il controllo Monti. E dunque occasione sfumata dall'altra parte del campo. Numero 18 che prova a rientrare sul sinistro, mette questo pallone dentro, termina comodamente tra le braccia di Gerardi. Pisa scambia con Ciorciolini, in verticale per Monti che trova un buon controllo, punta un avversario, arriva anche il raddoppio, in questo momento diventano 3 gli avversari da superare per Monti, che si gira, viene toccato duro e l'arbitro gli concede un calcio di punizione. Battuto veloce da Armaroli, all'indietro per Ciorciolini, c'è il movimento di Manelli dentro l'area, Armaroli lo vede ma preferisce andare a destra da Pisa, si sovrappone ancora Ciorciolini, va via bene Ciorciolini sul lato di destra, può mettere questo pallone sul secondo palo e di testa Manelli trova il 3-0 al 30° di gioco. Si fa dunque più rotondo il risultato e c'è il gol anche di Bomber Manelli. Autore di una doppietta nell'ultima gara, quella di domenica scorsa contro la Polisportiva Castello. Trova il gol anche oggi, dopo una buona iniziativa di Ciorciolini, mentre c'è stata, attenzione, un'espulsione forse. Arbitro, sei proprio un coglione, oh. Poi dici che abbandona il terreno di gioco in questo momento Terenzi, espulso probabilmente per essersi tolto la maglietta prima di uscire dal campo. Le proteste della panchina di casa sono... Chiama le guardie, te giuro su mia madre, li mortasci, tu t'ammazzo quando esci. Del Sole va a farsi portavoce dei suoi compagni.
Non abbiamo capito bene le dinamiche che hanno portato all'espulsione di Terenzi, stavamo ancora commentando il terzo gol di Manelli. Fatto sta che questo ultimo quarto d'ora di gara per il Real Calcio Eur sarà giocato non solo sotto di 3 reti a 0, ma anche in 10 uomini del Sole. Chiama tuo padre, te lo giuro, chiama tuo fratello, se c'è un fratello, così Incita i suoi a continuare a giocare, quantomeno per una questione di orgoglio. Oh! Dai, mettiamo sta gamba, Oh! Mettiamo sta gamba, Giovannetti per compagno, pallone sulla sinistra per Armaroli, trova Manelli, si gira bene Manelli, va via, cerca ancora il numero 8 che prova ad andare via, fermato poi da un avversario, non ce l'ha fatta Ciorciolini qui a terminare la sua incursione personale del Sole. Gioca a terra per Di Gironimo, si fa vedere Fravolini. Di Gironimo va largo per Caputo, pallone che lo scavalca, Caputo ci arriva, serve dietro Urbano, centralmente per Di Gironimo. De Paulis lascia scorrere e Gerardi può controllare. Giovannetti riceve centralmente. Sigillino apre a destra dove arriva Pisa che si impegna per mantenere questo pallone in campo. È un impegno che non viene premiato poiché il rimpallo non lo favorisce. La rimessa laterale per la squadra di casa ha già recuperato però il pallone. La W3 Roma Team e proprio Pisa va a guadagnarsi una rimessa con le mani. Sigillino con le mani, trova Monti che scarica col tacco per Pisa, perdono il pallone nello stretto i ragazzi in maglia bianca. Giovannetti va a recuperarlo su Masi, ma è lui l'ultimo a toccare. La rimessa laterale sarà per il Real Calcio Eur, mentre c'è un doppio cambio nelle file della W3 Roma Team. Finisce qui la partita di Manuel Ciorciolini, autore del primo gol e assist man in occasione della terza rete di Manelli. Finisce anche la partita di Armaroli. Finisce dunque i cambi la squadra ospite quando mancano 11 minuti alla fine della partita, più eventuale recupero. Ovviamente il risultato non sembra richiederne, ma sarà la discrezione dell'arbitro a decidere. Prova a puntare un avversario, uno dei neoentrati, subisce un calcio di punizione. Adesso a farsi dare il secondo giallo che levasse la maglietta fino alle 5. Ma che cosa mi rappresenta? La sappiamo con l'arbitro, noi che la stupidità nostra. Vabbè, questa qua è la sesta partita di fila senza di 11. O sbaglio, la sesta? L'arbitro è sbagliato, non c'è sì. Venuto lui, fa fare sostituzione. Quindi lo fai entrare, poi quando hanno riuscito io perché se la maglietta per lui, così appena mi sarà sbagliato, però secondo me è sbagliato proprio entrare. C'è un cambio anche nella compagine di casa, abbandona il campo buttalo fuori, testa di cazzo! Di Geronimo. Testa di cazzo! Quante volte, quanto sprecato sta la difensiva?
non so, però guarda che c'è qualità, c'è qualità questa cosa. Calcio di punizione nei pressi del vertice dell'area. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro, pallone basso. Nessun problema per Peccia che controlla la sfera uscire sul fondo Ho capito, però c'è uno lì. A me fa pure soddisfazione all'altro. del Sole. Viola? Non so niente. Fermo. Oggi quanti ne abbiamo? Oggi è l'ultimo 13. Dopo una serie di tocchi serve centralmente Urbano, il quale sbaglia il passaggio. Possibilità per Monti, combatte con due avversari, arriva al suo sostegno il neo entrato numero 13 Ardizzoni, poi perde la sfera. Fravolini non tiene il pallone in campo, rimessa laterale battuta da Pisa per Monti, si gira Monti e torna dietro da Sigillino che apre sulla sinistra per Ventrella, a campo Ventrella per puntare un avversario, premia poi la sovrapposizione di Baldassarre, il quale commette fallo ai danni di un avversario. Metà della squadra avversaria. No, bella squadra. No, la seconda certo. Il cambio su. Il gol, tu lo sei sto gol. No, il gol ha fatto. Io l'ho permesso. Sigillino, sale palla al piede, ancora Sigillino, prova a mettere dentro per Manelli che arriva, provato a tagliare alle spalle di Caputo, Manelli non l'ha fatto coi tempi giusti, segnalata la posizione di offside da parte del direttore di gara. Ripreso il gioco con Del Sole che apre per un compagno sulla destra, arriva ancora Sigillino, allontanata la minaccia, Sigillino svirgola nel tentativo di cercare Manelli in profondità. Sfera ancora dunque tra i piedi dei ragazzi di casa, pallone che arriva dentro nei pressi di Masi che prova a combattere, ma De Paulis ha la meglio in questa circostanza, disimpegno non perfetto, Sigillino appoggia per Giovannetti e se la cavano i due centrocampisti della V3 Roma Team. Atterrato ora il numero 3 Ventrella, arriva il giallo anche per Epifani, autore di questo fallo. Non aveva fischiato dopo aver ammonito l'arbitro, per cui si dovrà attendere il suo fischio. Errore da parte di Ardizzoni, possono andare in avanti con le ultime forze rimaste i padroni di casa. Caputo guadagna una rimessa laterale che gioca corta per un avversario, per un compagno, il quale prova a girarsi ma non ha la possibilità, allora deve tornare dietro. Ancora Fravolini cerca lo scambio con Caputo, interviene Pisa. Caputo, Urbano fa fuori l'avversario con un buon dribbling, mette poi il pallone sul secondo palo, c'è un contrasto, un uomo di casa della squadra di casa a terra, lascia continuare l'arbitro. Epifani allarga sulla destra per Del Sole, mette questo traversone al centro, non c'è nessuno
controlla con i piedi e poi sulla pressione di Masi prende la sfera con le mani. Gerardi. Monti. Spara alla porta, prova a servire Ventrella che controlla nei pressi della linea di fondo campo, scarica poi per il compagno, pallone dietro, ora nei pressi di Ardizzoni che alza la sfera e prova a metterla dentro, a cercare Manelli. Giocata male questa opportunità da parte di Ardizzoni, non riesce a mettere giù un controllo che sarebbe stato effettivamente molto difficile. Ce l'ha fatta Fravolini per riprendere il gioco De Paulis, che gioca ancora per Ardizzoni, va via in qualche modo ad un avversario, interviene poi Caputo. De Paulis. Monti trova bene sulla destra Pisa, che va ancora dal numero 17. Giovannetti si fa vedere Ventrella dall'altra parte. Sigillino lo serve in questo momento, mette giù con la suola, si torna ancora sui piedi di Giovannetti, che può pensare anche alla conclusione. Attaccato da dietro da Urbano, tutto regolare, si gioca, va via palla al piede proprio Urbano, che però è da solo, arriva da dietro Ardizzoni, Urbano rimane ancora in piedi, colpisce col sinistro, la deviazione di De Paulis e Gerardi può controllare la sfera, si accascia al suolo stremato Urbano. Problemi ora anche per Del Sole. Crampi per Del Sole. Mette fuori De Paulis. Bravo Neli! Di mortasci tua, che cazzo vuoi? Non devi parlare! Non devi parlare! Gli ha spacchi in testa sta bandierina. Riconsegnano il pallone agli ospiti. Giocatori di casa. Ultima fase del match che ha sicuramente poco significato considerando il risultato. La V3 Roma Team sta controllando agevolmente. Si è rialzato dai crampi del Sole, dopo i crampi del Sole, che riceve ora la sfera. Gioca dietro per un compagno. Masi non mette giù bene, arriva Giovannetti a sottrargli la sfera. Ti rendi conto che famo? Ventrella. Ricomincia da De Paulis che va da Cervelli. Invita giustamente i suoi alla calma il capitano. Buono il fraseggio che permette a Giovannetti di andare in verticale da Manelli, anticipato però bene da Mancini. Monti apre sulla destra da Pisa. Pisa punta un avversario, fa partire questo cross, ancora Mancini ad anticipare Manelli. Sfera poi allontanata, ma ci sono solo maglie bianche. Arriva Masi a recuperare pallone in questa circostanza, si fa un po' di campo, palla al piede,
nell'attesa di qualche rinforzo che arriva con ritardo, però che Masi perde il pallone, Monti va poi in verticale ancora a cercare Manelli, pallone lungo, fuori misura. Andiamo bene sto pallone, oh! Epifani Dai, ne sei commette proprio uno scemo! anche un Ne sei fallo. proprio uno scemo! Sigillino ha la possibilità di attaccare per i suoi, il pallone per Monti non è preciso, numero 17 prova a controllare ma non ci riesce, Pisa pressa su Fravolini e costringe l'Eur, il Real Calcio Eur a ripartire dal fondo. Il rinvio di Peccia, colpo di testa di Giovannetti, c'è Monti, Sigillino dentro, si aspettava probabilmente un movimento di Mancini che non è arrivato. Muovono il pallone i ragazzi di casa, corre ancora per riconquistarlo Monti, probabilmente il migliore dei suoi. Arriva in questo momento il fischio finale del direttore di gara, finisce 3-0 per la W3 Roma Team, che si porta dunque a 25 punti e si conferma in testa alla classifica del girone D del campionato di seconda categoria.